Lo scrittore Salman Rushdie in apertura, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in chiusura. In mezzo, 5 giorni di incontri dedicati alla libertà, al dissenso e ai grandi temi dell'attualità, con scrittori costretti all'esilio e una nuova arena dedicata alle voci perseguitate dai regimi. Queste le principali novità della 27esima edizione di Pordenone Legge, presentata questo martedì a Milano, nel percorso di avvicinamento a Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Dal 16 al 20 settembre il festival proporrà oltre 650 ospiti internazionali, 350 eventi e 50 sedi tra Pordenone e il Friuli Venezia Giulia. Quest'anno il Presidente sarà alla conclusione, il 20 di settembre, alla conclusione di Pordenone Legge, una giornata straordinaria, come l'esordio sarà una giornata straordinaria perché apriremo questa rassegna mercoledì 16 con Salman Rushdie, un perseguitato in ragione della sua libertà di pensiero e di scrittura, un uomo che ha subito una fatua ancora vigente e che ha subito un attentato a Londra pochi anni fa e sarà l'unica presenza in Europa quest'anno proprio durante Pordenone Legge. In merito alla presenza al Festival del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il suo intervento live, ha spiegato Agrusti, sarà trasmesso in molte piazze della città perché migliaia di cittadini e cittadine possano ascoltarlo. La presenza di Mattarella è sicuramente il fatto più significativo di questa grande rassegna che pure ha più di 660 eventi, ma è anche il contributo che noi vogliamo dare come Pordenone Legge all'inizio e l'indizio di Pordenone Città della Cultura.